Buonasera a tutti, ben ritrovati alla diretta del venerdì. Abbiamo cambiato orario, da questa settimana le dirette sono alle 21:30 invece che alle 20:30, dunque un orario un po' più comodo, talmente comodo che sono riuscita ad arrivare in ritardo anche io. Bene, al solito vi ricordo come muovervi per le domande, ho bisogno che mi scriviate il nome, la vostra data e una domanda precisa, anche perché io non conosco le vostre circostanze, le vostre situazioni, magari qualcuno di voi l'ho già sentito anche al telefono, qualcun altro non l'ho mai sentito prima, dunque siate più precisi che vi è possibile. Accendo una luce, scusate, ecco qua, così siamo un po' più illuminati. Allora, saluto, ci sono già degli amici, Fiore, ciao, ciao Rosa, ciao Antonio, ciao Tiziana, ciao Eva, ciao, ciao, benissimo, sono contenta, ciao Kiwi, buonasera, buonasera a tutti. Allora, alcuni già sanno appunto come muoversi per le domande. Buonasera Marietto, buonasera Elisa, ciao. Allora, qualcun altro invece è nuovo, dunque non ha idea. Vi ricordo dunque il vostro nome, la data e una domanda precisa. Se devo controllare anche qualcuno che non, al di là di voi, qualcun altro, ho bisogno anche del nome e della data dell'altra persona. Detto questo, prima di cominciare a rispondere, vi ricordo quali sono gli appuntamenti settimanali. Domani abbiamo alle 16 la diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque se avete un pomeriggio, no, tutto il pomeriggio, ma un po', una mezz'ora libera a partire dalle 16, ci ritroviamo lì. Dunque non temete se non riesco a rispondervi stasera, vi risponderò domani insieme al Marietto, il Marietto con il pendolino e io con le sibille. Bene, detto questo, bene, ci sono altri amici che salutano, saluto anche loro. Ciao Antonella, ciao Sara, ciao Chiara, ciao Alessia, Loredana, Gianfranco, grazie a tutti, sono contenta che siate qui. Bene, ovviamente oltre alla possibilità di scrivere la domanda nella chat, così come appunto stanno già arrivando delle domande, potete chiamare al 347 8702 622 fino alle 22 appunto vi rispondo gratuitamente e la telefonata ovviamente ha una prelazione rispetto alle domande in coda nella chat. Se però ho una stesa in corso, la persona al telefono attende che io termini la stesa. Bene, detto questo, ovviamente sappiate che sia il Marietto che io siamo disponibili per consulti privati. Durante il consulto ovviamente abbiamo modo di approfondire molto di più certe situazioni, certe dinamiche, a vederle anche da più prospettive e con altri metodi che non sono solo le sibille, ma anche la radiestesia e l'astrologia antica. Il costo di un consulto è 20 euro. Vi ricordo che io ho partita IVA, dunque è tutto regolare, è proprio il mio lavoro, non è un hobby. Ovviamente mi piace, amo il mio lavoro, lo faccio con tutto il cuore. Bene, detto questo, mi raccomando, se mi contattate in privato è per un consulto, non fatemi posso fare una domanda, perché la domanda avete degli margini, degli spazi di tempo che io metto a disposizione per solo una domanda. Detto questo, bene, vedo che ci sono anche altre persone. Speedy, Valeria, benissimo, buonasera, allora andiamo, cominciamo a rispondere. Forza, mi metto la fascia, banzai, cominciamo. Allora, da chi comincio? Dalla prima che è Rosa. Situazione economica critica, novità. Rosa, 15 luglio 73. Vediamo un po'. Rosa, vediamo. Eh, ti stai effettivamente un pochino preoccupando, forse
ne parli anche con un'amica, una persona che ti ascolta, ho visto. Allora, abbiamo detto situazione economica, sì. Effettivamente c'è un qualcosa che nasce, questa situazione economica riguarda comunque proprio l'ambito familiare, mi sembra. C'è un qualcosa di, ci sono veramente delle difficoltà, degli ostacoli, scusate, grazie Marietto che mi stava comunicando di aver messo il link della diretta dappertutto, grazie. Allora, dicevo che effettivamente non è proprio una cosa solo tua, è proprio una questione di famiglia, si direbbe, proprio vedo la donna maritata e l'artista e ci sono delle difficoltà nel passato recente, qualche preoccupazione, probabilmente non so se sono legate anche a questioni burocratiche o legali, come se ci fosse di mezzo un qualcosina di un po' più rigido, un po' più severo, o comunque un giudizio forse, qualcosa di legale o qualche chiarimento che deve essere fatto a livello legale. Nel prossimo periodo però vedo una grandissima trasformazione, come se in fondo si andasse a chiudere un capitolo e si tornasse un po' al passato. Dunque vedo un nuovo inizio ma che ha il sapore di qualcosa di vecchio, come se in fondo fosse possibile ricominciare magari su un'attività o in una modalità che effettivamente funzionava, perché abbiamo comunque la superbia, il bambino, l'Imeneo, dunque c'è un rafforzamento dal punto di vista economico. L'esito effettivamente spiega di un dispiacere che ci ha raggiunti da una notizia non tanto favorevole, dunque l'esito però ci sono sicuramente delle decisioni da prendere e sembrerebbe che però non sia così grave come appare, perché questa carta dell'ammalato in realtà se guardiamo bene c'è la medicina già sul tavolo, si tratta solo di allungare la mano, dunque è un segno che sì, ci sono delle difficoltà, ma che potranno avere una soluzione. Tra l'altro appunto le ultime carte parlavano di qualcosa, una ripresa. Allora, continuiamo, vediamo un pochettino. Chiara, ciao Hilde, volevo sapere se quest'estate ci sarà un ritorno o una nuova conoscenza, oppure niente. Allora, 18 aprile 97. Bene, Chiara, vediamo. Vediamo cosa ti aspetta nell'estate. Abbiamo l'amore per Chiara. Secondo me è un nuovo amore, un nuovo incontro un po' più avanti. Adesso vedo un pochino tutto fermo. Anzi, secondo me hai avuto o un fidanzato o un qualcuno parecchio geloso o comunque ci sono state delle incomprensioni grandi, a un certo punto non vi siete capiti più, comunque insomma ha lasciato ancora adesso nel tuo presente dei blocchi questa cosa, forse vorresti incontrare qualcuno, ma una parte di te si sente ferma, bloccata, cioè lo vorresti e lo sogni, lo speri, però hai forse perso un po' la fiducia o comunque
c'è ancora una parte di te che deve elaborare bene il passato recente. Ma non ti preoccupare, è tutto passeggero perché già la carta della speranza, l'allegrezza, ok, c'è un piccolo dispiacere, dunque è possibile che tu venga a sapere nel prossimo periodo che magari il ragazzo con cui si è conclusa si è messo con un'altra persona, magari questo non ti farà tanto piacere all'inizio, però gioia mia, stai tranquilla, fortuna, Imeneo bambino, e che capiterà proprio, non so se è un colpo di fulmine, ma comunque un momento veramente forte, fortunato, che porterà appunto a un nuovo inizio. Ora, l'esito, comunque fai attenzione, ci sono in giro dei pettegolezzi o comunque alcuni ostacoli o una persona che non ti è veramente amica. Però secondo me dovresti incontrare una persona che ha un carattere molto carismatico, sarà più grande di te, forse non di poco, però una persona valida, vedo che c'è la protezione della ruota di fortuna, dunque occhio solo magari è un po' orgoglioso. Bene, detto questo andiamo avanti e guardiamo Alessia. Buonasera, volevo chiedere se c'è una chiamata di lavoro per l'estate, sono ferma da molti mesi. Cara, spero di vedere cose belle. Allora, 22 gennaio 79, Alessia, il lavoro. Vediamo se arriva una chiamata di lavoro, Alessia. Non vi ho detto il numero della diretta, casomai, che è anche il numero dei consulti. Potete chiamare il 347 8702 622, d'accordo? Ecco, mi sono proprio dimenticata di dirlo. Eventualmente sappiate che è anche il numero a cui ricevo per appuntamento, ovviamente, però per poter concordare l'appuntamento e il consulto, ovviamente il consulto privato, ricordo per pagamento, allora in quel caso potete contattarmi ovviamente anche in altro orario, altrimenti gli orari delle dirette, ricordo lunedì e venerdì 21:30, 22, poi se sforo di 5 minuti sono contenta di passarli con voi. Allora, torniamo ad Alessia, concentriamoci, Alessia il lavoro, vediamo se c'è qualche chiamata, 22 gennaio 79, a furia di mescolare mi sta venendo il muscolo che mi brucia. Andiamo avanti. Dunque, secondo me è possibile una riconferma di qualche lavoro che hai già fatto, vediamo però. Allora, abbiamo, aspetta che, eccoci qua. Dunque, gelosia lettera, allegrezza al cuore, la falsità e la matrice. Dunque, ho la sensazione che ti siano state date delle false prospettive o che comunque ti abbia contattato qualcuno o che ti abbia detto sì, 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 ti chiamiamo, ma che questo chiamare non sia avvenuto. Dunque, probabilmente ha a che fare proprio un lavoro che facevi già. Comunque, al presente abbiamo amica, questa qui che si chiama superbia, che io la interpreto come orgoglio, come competizione, la nemica e vedo, dunque ho la sensazione che un'amica non sia una vera amica e che in realtà sia in competizione con te di nascosto e che probabilmente nel tempo ti porterà a dover chiudere con lei, ma al presente, attenzione, non lo vedo tanto lontano, comunque ha a che fare con le questioni di lavoro questa persona, altrimenti non sarebbe comparsa in questa domanda. Vediamo più avanti. Comunque effettivamente ci sarà una brusca interruzione, ma non ti devi preoccupare, vedo che comunque si aprirà un'occasione più avanti, un'occasione con qualcosa che comunque ti darà e ti farà sentire a tuo agio, però siamo oltre il mese, non è subito la chiamata. Comunque ci saranno degli ostacoli, non se ne farà subito qualcosa, dovrai aspettare
però effettivamente avrai poi la riuscita, vedi che c'è effettivamente la chiamata, ancora di più col messaggero, e questo ovviamente è un cambiamento, dunque non farai più lo stesso lavoro, cambierai proprio tipologia di lavoro. Comunque sì, ti chiameranno, ma non prima di un mese, penso purtroppo, però arriva. Allora, Loredana. Ciao, sono Loredana, 16 giugno 73, una data che conosco, che conosco molto bene, Loredana. Volevo sapere se Sebastiano del 25 settembre 63 si lascerà con la compagna, abbiamo una storia da 9 mesi. Allora, Loredana e Sebastiano, vediamo intanto Sebastiano cosa fa, se la lascia. Allora, vediamo un po'. La domanda dunque è se Sebastiano, 25 settembre 63, lascia la sua compagna. Ok, vediamo. Allora, diciamo che il rapporto che avevano in passato non era male, non so quello che possa averti raccontato questo Sebastiano. Sebastiano, giusto? Sì, Sebastiano. Allora, è un rapporto abbastanza solido che dura anche da un bel po', non è una cosa recentissima la loro, perché c'è Imeneo e Costanza, dunque un rapporto forte. Però appunto leggerezza, è come se lui a un certo punto avesse cercato altro in questo rapporto, seppur ci siano dei sentimenti. Ora, al momento fra loro effettivamente si è instaurato un clima di menzogna e freddezza, anche perché effettivamente se lui la tradisce, certo tanto onesto con lei non è, se fosse onesto affronterebbe le cose diversamente. In questo caso questa cosa non sta andando in quella direzione, hanno effettivamente delle incomprensioni e della freddezza, sono lontani e comunque probabilmente ogni tanto hanno delle discussioni. Il rapporto non è sano, ma non vedo ancora una rottura. Qua però, più avanti, andranno molto vicino a parlare di chiudere. Però, secondo me, non vedo, vedo che comunque continuano i tradimenti, non che si lascia. È possibile che ci voglia ancora un po', io non so se lui ti ha promesso delle cose, ma con queste carte di esito, cioè il rapporto fra loro non mi sembra che abbia una rottura nel prossimo periodo, non significa che non rompano mai, ok? È proprio solo una cosa che vanno molto vicino a una crisi, molto molto vicino, e probabilmente è anche possibile che per un pochettino si allontanino, anche di più di come è adesso, però non mi lancerei nel dirti sì, si lasciano, perché le carte erano, cioè ci sono questioni economiche dietro, non farà questo passo alla leggera, ci sono delle questioni economiche. Allora, Gianfranco saluta Paola da parte mia, grazie. Allora, vediamo, ho fatto il solito passo troppo lungo, se arriva per Fiore, 24, Fiorella, 24 ottobre 56, il reddito di cittadinanza, vediamo se arriva. Sei un po' in pensiero, Fiorella, eh?
Allora, avrai molto presto una comunicazione. Probabilmente io non so, non ho mai fatto le procedure del reddito di cittadinanza, non ho idea di quanti step e quanti controlli ci siano prima che lo accordino, però mi sembra appunto che, a parte la tua indecisione iniziale, lo faccio o non lo faccio, ma l'incertezza, la mancanza di fiducia anche, di non sapevi come muoverti, e forse hai un po' sottovalutato questa possibilità, e comunque ti ha spinto, vedi Speranza e Uomo Bruno, dunque ti ha aperto questa finestra un uomo che ti ha incoraggiato a fare questo passo, dunque mh, al momento sembrerebbe che un primo step vada positivamente, perché c'è la consonante sorpresa e il viaggio, dunque c'è una prima, ma immediata, è proprio qua, dietro l'angolo, dunque presto dovrebbe cambiare già qualcosina, darti una prima conferma. Per qualche ragione però la cosa sembra bloccarsi un pochino nel prossimo periodo, e sembra che o avvenga qualche cambiamento, magari a livello burocratico, o le modalità di erogazione, i tempi. Ad ogni modo ci sarà un pochino di difficoltà prima della piena realizzazione, e probabilmente sarà necessario imporsi un pochino, o comunque che qualcuno interceda un po', perché c'è la carta del militare e del mercante, dunque qualcuno che insomma vada un po' a vedere a che punto è la situazione. L'esito L'esito: vedovo, allegria, sacerdote, amante. Dunque, ci sono 2 carte che hanno un certo peso, perché sono carte di picche, che vanno a, come dire, controbilanciare invece carte più positive. Dunque è un esito non pieno. Dunque può essere che ci sia qualche rallentamento di questione burocratica, però la cosa poi si fa, perché l'amante è uno slancio, è un qualcosa di positivo, dunque sì, arriverà, non subito, ecco, ci vorrà ancora, credo, più di un mese. Nel mese di giugno, forse insistendo un po' o mandando avanti qualcuno a chiedere, altrimenti è possibile che questa cosa slitti un pochino. Non era però un no, non era un no marcato, non era neanche un sì pieno, era, come ti ho detto, c'è questi passaggi, comunque dovresti avere già una notizia molto a breve. Allora, Valeria, buonasera Dolceide, grazie. Situazione economica 29 gennaio 62, vediamo un po' la situazione economica per Valeria. 29 gennaio 62. Vediamo un pochettino cosa ci raccontano le sibille. Allora, beh, nel passato la situazione economica era forte anche grazie al tuo matrimonio, probabilmente al lavoro della persona che avevi accanto. Non so se hai ancora questa persona accanto, perché comunque sembra che nel suo lavoro ci sapesse fare. O anche tu, può essere che anche tu, o che lavorassi in coppia. Capirai che, non sapendo niente di te, faccio fatica a interpretarle nel modo giusto, però non c'erano grossi problemi nel passato. Al presente, certo, qualcosa si è trasformato, però è anche possibile, non lo so, stai aspettando una qualche eredità? Cioè, devono entrare forse dei soldi legati a una persona anziana, magari una zia, non voglio dire una madre perché sembra brutto, comunque qualcuno che può dare un aiuto, ecco. Comunque
certo, qualche ostacolo c'è, però non vedo grosse problematiche nel prossimo periodo. Certo, dovrai lottare, questo sì, probabilmente dovrai lottare un po', però poi c'è l'omaggio di Preziosi, dunque è una conferma in un certo senso che la tua lotta, gestita bene, coordinata bene, ti porterà a un risultato. Dunque è il tempo di porti degli obiettivi, soprattutto più avanti, perché vedo che comunque questa determinazione di lavorare anche sodo e di andare a raggiungere delle soddisfazioni o comunque di riuscire a mettere di nuovo a posto la situazione economica avverrà più avanti, dunque ti vedo ripartire a breve comunque. Qualche ostacolo te l'ho detto perché abbiamo la carta della nemica e la necessità di dover lottare, di doverti imporre, però devi cogliere al volo un'occasione che si presenterà, ok? Si presenterà un'occasione, attenzione però forse qualcuno vicino a te non è proprio chiarissimo nelle cose che ti dice, non è esattamente trasparente e nemmeno completamente disinteressato. Ok, detto questo, non so se è una figlia che magari è un po' non dice tutto. Boh. Allora, andiamo avanti. Ornella, ho bisogno della tua data, che vedo che non mi hai messo. Mm, 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 mm. Allora, Ornella, mi raccomando, lo ripeto anche adesso, io ho bisogno di dati, perché per me devo agganciarmi a una scia energetica. Non basta il nome e il cognome perché i casi di omonimia sono tantissimi, non avendo foto, non avendovi visti, mai sentiti, per me almeno una data mi orienta nell'individuare la giusta persona nel campo energetico. Dunque, Ornella, ti arriva la cassa integrazione, provo a risponderti, però sappi che mi mancano dati, cioè mi manca la tua data, potrebbe essere una qualsiasi omonima. Vediamo un po'. Faccio molto velocemente. Malinconia a casa. Sei un po' in pensiero. Ma sì, sì, ti arriva. Sì, magari temporeggiano un po', però veramente la vedo arrivare già adesso. Nel prossimo periodo vedrai che non ci vuole tanto. Anche se comunque non significa che non avrai delle preoccupazioni, perché sei in attesa di risposte. Queste risposte comunque un pochettino ti danno abbattimento, però anche l'esito è abbastanza favorevole. Dunque verrà fatta la cosa giusta anche da un punto di vista burocratico. Certo, qualche impiccio c'è perché abbiamo la carta della nemica, dunque qualcosa ad ostacolare c'è, ci sono degli ostacoli che in questo momento non si vedono, però in fondo le altre carte sono abbastanza rassicuranti. Certo, c'è un po' di preoccupazione nei confronti del futuro, perché ovviamente fai affidamento su questa cassa integrazione, hai dei pensieri, dei progetti, delle cose da sistemare, da mettere a posto. Diciamo che l'esito spiega che c'è un po' qualche problema di questo tipo perché fai affidamento su questa cosa, però insomma penso proprio di sì, ecco. Mm. Vediamo un po', faccio ancora una domanda. Faccio ancora una domanda, rispondo a Monica, cioè che non si chiama Monica, ma il suo nick si chiama Antonietta, nata il 14 settembre del 73. Volevo sapere se accanto a me vedete una guida e se c'è chi è, spirito guida, grazie infinite Ilde Marietto. Allora Marietto ti può rispondere domani, stasera ti risponde la Ilde. Allora, vediamo un pochettino.
Mi raccomando, ricordatevi una domanda ciascuno. Rispondo in ordine di arrivo. Allora, Antonietta, 14 settembre 73. Vediamo se c'è chi c'è accanto. Beh, accanto c'è di sicuro qualcuno, a vedere dal taglio. Allora, accanto hai una guida, sì, uno che è un maestro per te e questo ti ha già accompagnato nel passato e ti ha portato anche su strade molto favorevoli per te, è riuscito a suggerirti delle cose importanti, a darti anche trasmetterti degli insegnamenti in qualche modo. Non so in che modalità, però vedo che è così. Al presente non ho idea se questa guida ci sia ancora, ma suppongo di sì, a meno che non abbia concluso il suo compito. Al presente invece, cioè, in questo momento vedo vicino a te una donna anziana di una certa età, o che almeno aveva una certa età quando è morta, ma è morta forse in un modo un po' violento o comunque non... Sì, secondo me è morta in modo violento. Comunque ovviamente anche questa ti è amica, non è una cosa negativa per te. Ehm, beh, effettivamente, aspetta che rileggo, sì, hai delle guide. Qualcuno, per esempio, questo è proprio una guida. La signora un po' più grande è un po' lì a sostenerti, probabilmente era già una tua conoscenza, qualcuno che faceva parte della tua vita in passato e che è scomparsa, forse nemmeno da tantissimo, dovrebbe essere una scomparsa piuttosto recente. Beh, il loro compito sicuramente è di darti una mano a proteggerti in certe circostanze, forse faranno in modo di farti percepire a un certo livello qualche grado non lo so, mi sembra che ti vogliano avvisare cioè, nell'ambito della famiglia, ecco. Comunque sono positive per te, abbiamo l'allegrezza al cuore, il Gran Signore, dunque sono delle guide di cui potrai approfittare, sono importanti. Effettivamente vedi che ti accompagnano in un viaggio di natura spirituale che ti permetterà di raccogliere delle cose, di conquistare delle cose. Dunque devi lavorare sodo però, devi darti da fare. Però sicuramente... Bene, sicuramente sono accanto a te e ti guidano. Benissimo, allora io ho sforato i 30 minuti, ma è sempre un piacere. Vi ricordo che Loredana ti ho saltato? Dov'era la tua domanda? No, non ti ho saltato, ho risposto. Allora, bene, io vedo che ci sono tantissime altre domande a cui non sono riuscita a rispondere, allora vi vi invito a tornare domani pomeriggio, non su questo canale, cercate Marietto Veneziano, se non siete ancora iscritti al suo canale YouTube, iscrivetevi, io spesso, cioè tutte le settimane, collaboro con lui con 2 dirette, dunque una alle 20:30 il mercoledì sera e una al sabato pomeriggio alle 16. Dunque domani torno con voi, torno sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi anche al suo canale, domani venite, se avete mezz'ora di tempo, forse in genere il sabato pomeriggio ci allunghiamo un po' di più. Dunque, chi non ha potuto ricevere una risposta può provare di nuovo domani.
va bene? 16 sul canale YouTube del Marietta Veneziano. Io vi ringrazio, vi ricordo comunque che sono disponibile per approfondimenti privati con consulti ovviamente a pagamento, un'ora 20 euro. Dunque contattatemi in privato se avete intenzione di fare un consulto. Diversamente non perdiamo tempo. Io vi do tante occasioni dove appunto vi do queste risposte. Dunque, bene, io vi ringrazio. E allora domani pomeriggio ci conto, tornate, però non sul mio canale, sul canale YouTube del Marietta Veneziano. Noi ci rivediamo sul mio canale, sempre per la diretta, lunedì sera, non è più il martedì, ma il lunedì. Sul mio canale lunedì e venerdì alle 20, no, alle 21:30 fino alle 22, 22 qualcosa, va bene? Grazie a tutti, vi ringrazio moltissimo per essere stati con me e vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto dalla vostra Ilde.